Questa è una vetrina che offre il Comune in realtà a tutte le società sportive del Vittoriese, ma anche delle aree limitrofe. Non abbiamo messo veto territoriale proprio per far vedere chi c'è e che cosa fa all'interno del territorio comunale. Lo sport che scende in strada, 36 postazioni nella festa delle associazioni sportive del Vittoriese e decine di bambini in fila per provare diverse discipline, magari quelle viste in televisione alle recenti Olimpiadi di Parigi. Un'edizione 2024 a cui hanno fatto da sfondo Viale della Vittoria e Piazza del Popolo e a cui i ragazzi e le famiglie non sono voluti mancare. C'è stato un rilancio comunque anche nella ginnastica artistica perché Alice D'Amato e tutte le altre atlete si sono comportate benissimo a queste Olimpiadi. Tanti bambini che provano, siamo felicissimi e speriamo insomma di avere un buon numero anche quest'anno di tesserati per divertirci insieme, insomma. Ginnastica, ma anche atletica, ciclismo, judo, karate, padel, box e chi più ne ha più ne metta. Abbiamo tanti giovani effettivamente che sono interessati a provare, noi però abbiamo soltanto da maggiorenni in su per responsabilità su campo. Abbiamo effettivamente una linea di tiro. Diciamolo chiaramente, con la violenza non c'entra niente. No, assolutamente. Col pattinaggio già ci si prepara alla stagione sciistica. Lo sci è uno sport appassionante che si vive in ambienti magnifici, nelle nostre montagne, quindi è uno scenario perfetto e certamente i ragazzi amano tutte le discipline legate allo sci. E capita anche di imbattersi in un campione olimpico, Roberto Zandonella, oro nel bob ai giochi di Grenoble del 68, che rivolge il suo pensiero a Cortina 2026 e alla tanto discussa pista da bob. Avendo la pista in Italia c'è la possibilità di far crescere le nuove generazioni, far crescere nuovi adepti ed avere quindi dei nuovi atleti che possono competere come una volta. Noi come amministrazione ci impegneremo affinché tutti abbiano la possibilità di frequentare qualche attività, qualche corso e solo così riusciremo, penso, a formare delle persone adulte con una certa responsabilità e rispetto anche per la società in generale.